Dimmi quando può fare la scritta diretta sopra. In diretta c'è scritto, sì. Ok, salve a tutti. Siamo qui pronti per fare un altro unboxing. Questa volta è un unboxing di un acquisto sempre sul disco GS, ma da un venditore che si chiama Disco Storia. La URL l'ho messa anche nella descrizione della diretta. Comunque ve la ripeto, è www.discogs.com/it/user/discostoria. Ecco qua. Ciao Fabrizio. È un pacco che è arrivato parecchio tempo fa. Comunque vediamo pure il destinatario, siamo sempre noi, sempre presso Pizza Margherita, via del Casale Agostinelli 137, Roma 00118. Ok? Questo è arrivato parecchio tempo fa, proprio parecchio tempo fa, da Disco Storia. L'imballo è perfetto, io l'ho tenuto al salone fermo per tutto questo tempo, un po' meno bloccato la diretta, un po' non c'avevo tempo io, insomma il tempo passa. Ok, vediamo qui. Auguri a tutti papà oggi. Ah già, oggi c'è da fare gli auguri a tutti papà. Oggi è la festa del papà. 19 marzo è San Giuseppe, quindi auguri a tutti quelli che si chiamano Giuseppe anche, quindi non solo la festa del papà, ma è l'onomastico di tutti quelli che si chiamano Giuseppe. Andiamo a sballare, è impacchettata proprio perfettamente, c'è il nastro carta ovunque e noi lo leviamo. Ok, vediamo armati di coltellino. La location è diversa, non siamo a casa nostra, siamo da... Sì. Qui la linea prende o non prende. Oggi è la giornata di pioggia e internet è impazzita. La location non è quella solita a cui siete abituati, non stiamo a casa nostra, stiamo da un'altra parte, quindi solo che devo recuperare parecchie dirette perché a casa ho altri scatoloni, quindi poi ci saranno tutte gli unboxing di tante altre cose. Forse se ce la facciamo oggi farò pure un altro unboxing, però siccome non è sicuro niente, per adesso andiamo avanti così a braccio. Allora io continuo ad aprire, Margherita continua a riprendere perché mi dice sempre se c'è sta connessione o no. Sì. Abbiamo quasi finito, ecco. Ammazza, che ti sembra questa? A me mi sembra una scatola della pizza. O no? Sì. La conosciamo bene questa. Giustamente ha mandato la pizza Margherita, ha scelto la pizza. No, non so se... sì, forse effettivamente è una scatola... C'ha le fessure laterali per lo sfogo del vapore. Vediamo. Ciao Monica. Allora. Ah, ma sono pure due scatole. Due scatole della pizza, infatti sembrava un po' alta per essere una. Allora. Non sono scatole per la pizza, ma sono fatte uguali. Pensa un po'. Quindi le scatole possono essere utilizzate per diversi scopi. Loro magari comprano queste per i vinili. E poi 33 effettivamente uno non ci stava a pensare, pure la grandezza del vinile. Allora, la prima... no, sono scatole per la pizza, messe al contrario. Sì. È geniale. Capirai, a Pizza Margherita è arrivata una scatola dove dentro non c'è la pizza. E guardate, perché questa è... Scalda pizza. Scalda pizza. E dentro non c'è pizza. Allora, sono due scatole. Iniziamo dalla prima. Andiamo un po' veloce anche perché poi alle 4:30 esce la bambina da scuola. Quindi, allora. Bello. Il primo già cominciamo bene. 33 giri, Riccardo Cocciante, Sincerità. Bellissimo vinile di Riccardo Cocciante. Oh, fa bel tempo alla radio. Bellissimo. Era giovane. Questo, sì. Questo è un bellissimo disco, io ce l'ho su cassetta, lo sentivo tantissimo. Diciamo che a parte
diciamo sincerità, che era quella che dava, c'è Fa bel tempo alla radio, che era un brano che a me piaceva proprio tanto tanto. Comunque ce ne stanno tanti. Riccardo Cocciante Non riesco a mettere a fuoco bene comunque. vabbè, perché non c'è abbastanza luce, proviamo un po' da qua. Ma si legge però. Si legge? Ok, no, non la mette proprio a fuoco perché non lo so. Con Facebook le telecamere dei cellulari funzionano male. Comunque, questo è il primo. Andiamo avanti. Vabbè, questo io l'ho preso, già l'avevo per un doppione, mi pare che l'ho pagato €1 solo. Questo lo conosceranno. Love me dice Beehive. Love me dice Beehive. Non è davvero Cristina dance. D'Avena col parruccone. Cristina D'Avena e Beehive. E dei soggettoni. Baciami, kiss me with love. Neo grande, cielo blu. E questo pure l'ho preso come doppio. Ah, vediamo come sta dentro il vinile, perché io questo l'ho preso proprio per usarlo al posto del mio. Dai, sta bene. Five Records come sempre. Pure quest'altro C'è un graffietto e basta. lo smiliscia. Io questo lo voglio usare al posto del mio, che il mio è tenuto una reliquia, quindi andiamo sempre. Qui non ci stanno dance, questo è il rondò veneziano, poteva mancare pure questo, è Venezia 2000, non so se c'è scritto, sì. Venezia 2000. Mi piace proprio parecchio il rondò veneziano, ne ho diversi vinili, questo mi mancava, diversi 33 giri, anche questo è un 33 giri, guardate, qui ci sono una lista dei brani. Rondò veneziano, bella musica, veramente bella musica. Non si mette a fuoco assolutamente, Va vabbè. bene, fa niente perché la Oggi luce fai è quella capriccio. che è. Allora, andiamo avanti. Una colonna sonora dovrebbe essere questa. Eccola qui, questa io ce l'ho anche questa su cassetta, bellissima, Aiko la prima, ma questo era bello il film, bella la colonna sonora, bello tutto. Belli gli attori. Dustin Hoffman e Tom Cruise, Rain Man, Merita. bellissimo film sempre di quell'epoca. Non mi ricordo, qui ci sarà sicuramente scritto, ma o era fine anni 80, primi anni 90. Mi sa primi anni 90. Sì, 89, vedi? Mm. Fine anni 80, primi anni 90, quindi è dell'89, quindi me lo ricordo bene, è bellissimo proprio, questo voglio vedere come sta, perfetto. Questi sono tutti dischi. Perfetto, sì, sono tutti dischi. Perché si fa adesso? Ci risentiamo appena possibile. Oh, Per la casa o... questo è un bimbo mix che invece erano diversi, ma questo mi mancava. Tra l'altro questo una volta davano pure gli adesivi, c'è non scritto penso sopra. che ci stanno gli adesivi dentro. Vediamo un po'. No, infatti non ci stanno, va bene. Però già è stato un colpaccio prenderlo, l'ho pagato veramente poco pure questo, perché sono tutti dischi che costano poco. Questo io l'ho già pubblicato sul mio canale Mixcloud, lo troverete senz'altro. Il mio canale Mixcloud è sempre quello, www.mixcloud.com/Renato De Vita, e lì ci trovate anche questa Bimbo Mix della Baby Records. Andiamo avanti. Cominciamo un po' di dance. Bliss Team, You Make Me Cry. Questa all'epoca non l'ho presa io e quindi l'ho presa adesso. Questo è sempre dance anni 90, è un mix pure questo. Ecco, sta benissimo. Bliss Team, You Make Me Cry. Ok, Però ne fate schifare. questo è il retro. E questo è You Make Me Cry. Andiamo avanti. E questo è un altro disco italiano, tra l'altro se riesce a mettere a fuoco, promotional copia promozionale di che cosa? Fiorello azzurro il pomeriggio. E questi sono dei remix di Azzurro di Fiorello. Bellissimo, questo sempre della serie per avere un po' tutti i dischi di Fiorello. E questa è una compilation che mi mancava, costava poco, tra l'altro è marcata Radio Italia, solo musica italiana, e qui ci stanno un po' di brani che... Tagli la mano a sinistra. Sì. Tozzi, Fiorello, Sì, Ruggeri, Faletti, pure Faletti mitico. sì. Vecchioni d'azienda.
Ulula, quella là che Salvi. faceva ulula, ulule, ulala, I 3-3. ulula, ulula. Amadeus, Rosso Vivo è l'unico che forse non conosco. Saltellare, Pietra, Aida, Andrea Mora e polvere. Cattapani. Ma dovete mettere Beach, proprio la pelle, on the queste, beach, femmine, woman, banna, catch, gli occhi Oh, vediamo. neri e gli occhi blu. Con la mitica radiolina negli anni 80 avevano tutti in mano. Non guardate il culo voi. L'estate sta finendo. Radio Italia solo musica italiana. Ok, andiamo avanti veloce, che il tempo passa. Qui non c'è la pizza, c'è l'immagine della pizza. Scalda pizza. Oh, sta arrivando un po' di luce finalmente. Ok. Oh, forse c'è un po' di sole, riusciamo ad andare a prendere Chiara senza pioggia. Forse. Allora, andiamo ad aprire quest'altro scatolo. Oh, l'imballo devo dire che era fatto molto bene con tutto questo scotch. Ora lo vediamo, questo poi verrà buttato. Ok, basta. Così lo riesco ad aprire lo stesso. Penso. Sì. No. Eccolo, Connesso? siamo di nuovo in diretta. Salve a tutti. Siccome c'era il sole se n'è andata la diretta. Allora, eravamo ad aprire quest'altro pacco. Qui mi sa che ce ne sono un po' di meno, però sempre c'è stato. Sempre scaldapizza. Notare scaldapizza. Idea geniale. Idea geniale di questi rivenire con scaldapizza. Allora, sai che facciamo? Noi invece ulteriormente tagliamo un po' di scotch qui lateralmente, in modo da facilitare la cottura. Tutte e due Eccolo. qui. Eccolo, pronti? Ok. Scusate, ma qui la connessione va e viene. Sto in UMTS, però. Ciao Angelica. Angelica Luise? Ciao! Allora, guardate, questo innanzitutto è un 45 giri, tempo delle mele 3, il tema principale del film, io Police Love. Credo di non averlo proprio visto questo film, è l'unico della serie che non ho visto perché non mi ricordo. È qua? Sì, qua prende, vai. Allora, Ci spostiamo poco perché non... siamo poco perché lì non prende. Vabbè, eravamo arrivati a questo punto qua. Tempo Ok? delle mele. Il tempo delle mele 3 è 45 Grazie giri. Riccardo ti saluta. Ciao! Allora, questo 33 giri. Mitico. Who's the girl? Chi non ce l'ha visto l'avevo. questo film? Ma voi non lo vedo, bisogna Cosinga spiegarlo. Commotion. Bellissimo. Bellissimo proprio sia il film sia la colonna sonora di Madonna. Who's the girl? Certo, nel bianco un po'... No, non riesce a mettere a fuoco perché è troppo... Vabbè, dai, è troppo c'è troppa buio. luce... Cioè, No, c'è troppa luce riflessa. Ah, si riflette troppo luce. Allora, questo invece è il 33 giri. Eccoci qua. Questo è tutta la colonna sonora del Ma film. l'1 e il 2 ce l'hai, mi hai detto? Eh? L'1 e il 2 ce l'hai? C'ho l'1 già che abbiamo fatto l'unboxing. Eh. No, ancora non abbiamo fatto l'unboxing dell'1. No, Lo devo ancora fare. Questo è il 3. Ok. l'1 è il più bello. Vediamo come sta. C'è poco da fare. Ecco, perfetto, della Philips. Il tempo delle mele 3. L'idea di prendere questi qua me l'ha data Gigi Rose, non so se è connesso, ma Gigi Rose pubblicò un'immagine, una foto dove c'erano tutti e tre. E questo è il 2, il tempo delle mele 2. L'uno l'ho comprato da un altro venditore, sono riuscito a trovarne due insieme dallo stesso venditore, sono stato abbastanza fortunato. Qua c'era Pierre Cusseau. Però Pierre Cusseau non era male, eh? Bel pezzo di gnocco. Parlo per le donne. Qui sempre Sofì Marzola, ha fatti tutti e tre lei. Non riesce a mettere a fuoco. Vabbè. Eccolo, vai. Allora, Oggi facciamo a singhiozzi, sì, ragazzi. Eravamo rimasti Ciao, qua Ale. perché è rimasto collegato, non lo so poi come verrà sta diretta, quando riprendo, poi vedremo perché la pubblico. Parlavamo del no gnocco Va di Pierre bene, Cusseau. andiamo avanti. Io sempre per la serie anni 80, Nick Cayman. Parlando Questo di è il gnocchi. mix, Bring Me Your Love Extended Mix.
Questo mi mancava, è un bellissimo pezzo questo, quindi ho visto che ce l'aveva in mezzo a tutti i dischi che vendeva e ho detto perché no, aggiungiamolo alla collezione. Molto Bring bello. me your love. Morta la connessione? No, c'è? Sì. Allora io posso andare avanti? Vado. Vai che finiamo i dischi prima che ricade. Vado, tanto tra 5 minuti poi suonerà pure la sveglia. Questo è un disco che a me è sempre piaciuto, però ce l'avevo su cassetta. Bello. Questo. Faletti. Disperato ma non serio. Io una frase che dico sempre, spesso, era il titolo di questo disco. Quando uscì l'ho preso su cassetta, l'ho sentito, risentito, bello, un bellissimo disco. Un grande Faletti. Disperato ma non serio. Qua c'è pure Ulula, le avventure del lupo mannaro, abbiamo visto pure prima, che c'era nella compilation. Comunque è un bel. Questo non penso di usarlo mai per una diretta, però penso di sentirlo. Ciao io. Tiziana. Giorgio Faletti, Disperato ma non serio, stiamo parlando del 1991. Siamo arrivati all'ultimo disco, prima di salutarci. Colonna sonora di Rocky 5, non di Rocky 4 ma di Rocky 5. Bello, questo mi pare l'ho pagato proprio poco, ma proprio poco, mi sa che sta male il disco. Ah sì, stava male il disco perché l'avevo pagato proprio poco. Infatti qui è tutto cancellato, è tutto. Però si sentirà lo stesso, non è che. Beh, non c'ha grossi graffi, No, sono non qualche sta. graffietto. Rocky 5. Io ero molto affezionato alla colonna sonora di Rocky 4. Però perché no, aggiungerci pure questa non era male come colonna sonora, tra l'altro sta pure dentro alla bustina di plastica. Comunque questa è la colonna sonora di Rocky 5, non ebbe tanto successo come film, Rocky 4 con l'ultimo ad avere un eclatante successo, prima poi di Creed, che io ancora tra l'altro devo vedere il film. Hanno fatto Creed. tempo fa, l'altro giorno in TV mi pare. E quindi riassumendo abbiamo aggiunto altri vinili e anche un altro 45 giri alla collezione. Quindi. E adesso andiamo a prendere la pupa a scuola tra un po'. E poi forse se ci sarà tempo, se ci sarà modo, ci sarà un altro unboxing. Unboxing dedicato alla festa del papà. Vedremo un po' se ci sarà modo, tempo e maniera di poterlo fare. E mentre mi sistemo questi vinili, vi saluto a tutti. Vi ricordo che questi vinili sono stati acquistati da ieri. Troppi in testa. Troppi. Ce l'avevo scritto, vabbè. Lo trovate sulla spiegazione della diretta, trovate pure il sito. Continuate a seguirmi sui miei canali Mixcloud oppure su Facebook. Eccoli. Ho rimballato tutti i dischi, vi do appuntamento alla prossima diretta. Può darsi che riuscirò a farla oggi, forse sì, forse no, non lo so. Strana luce. Questo è il pacco di dischi che abbiamo sbollato oggi. Ciao a tutti, continuate a seguirmi. Ciao. Ciao.